In una fredda notte preistorica, una donna si allontana dal suo accampamento, scoprendo nel bosco minaccioso qualcosa che potrebbe cambiare le sorti dell'umanità, il fuoco. Sarà per un'altra volta, è il cortometraggio diretto da Adriano Giannini e girato interamente nelle Marche, tra paesaggi suggestivi e di forte impatto visivo, come parchi, grotte e boschi. Noi abbiamo girato a gennaio, con una temperatura e la neve fuori, cioè nelle grotte. Il corto è ambientato nella preistoria, quindi noi siamo ominidi, ominidi chiaramente non vestiti, e quindi la cosa che mi ricorda, al di là della bellezza straordinaria dei posti dove abbiamo girato, è stato il freddo che ci siamo presi. Comunque è stata un'esperienza molto bella. Abbiamo raccontato una storia ambientata 2 milioni di anni fa su una probabile scoperta del fuoco. È un racconto incredibile, completamente ambientato e girato nelle Marche, in dei scenari pazzeschi, in notturna, quindi anche con grandissime difficoltà produttive e logistiche, però devo dire che le persone del territorio ci hanno dato un supporto che difficilmente si trova in altri posti.